Ieri era la giornata mondiale della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, infortuni in calo nel Veneto e nella provincia di Verona, preoccupazione per i deceduti in particolare nel settore dell'edilizia e dell'agricoltura. Infortuni in calo, lo dicono i dati diffusi nella giornata per la sicurezza e la salute sul lavoro. Nell'ultimo quinquennio, nella provincia di Verona, si è registrato un calo del 13,4% degli infortuni denunciati, mentre in Veneto il calo è stato del 10%. Nel 2023 lo SPISAL, Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza sugli ambienti di lavoro dell'azienda US9 Scaligera, ha controllato 1215 imprese, per il 70% imprese edili. Il 37,5% delle imprese controllate ha ricevuto una contravvenzione, ma a preoccupare sono ancora i morti sul lavoro. Gli infortuni mortali purtroppo non sono in calo, assistiamo a momenti altalenanti di incremento e decremento, interessano soprattutto il settore agricolo e il settore edile. Il settore agricolo, le morti avvengono soprattutto da schiacciamento per ribaltamento della trattrice, mentre nel settore edile da sfondamento dei tetti, caduta da scale e dai ponteggi. L'andamento degli infortuni in generale denunciati all'INAIL stanno assistendo un trend positivo, un calo progressivo. La promozione della cultura della sicurezza che viene avviata da più parti, dalle parti sociali, dalle associazioni di categoria, dalle innovazioni tecnologiche e dalla maggior consapevolezza e formazione dei soggetti sicuramente porta a un miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza. Da alcuni anni allo SPISAL è attivo lo sportello di assistenza e ascolto su mobbing, disagio lavorativo e stress psicosociale sui luoghi di lavoro. L'anno scorso ha assistito 140 lavoratori e tanto si sta facendo ancora sulla prevenzione. Noi settimanalmente organizziamo controlli su tutto il territorio di vigilanza con particolare attenzione ai settori che le dicevo, quindi l'edilizia, agricoltura eccetera. Abbiamo anche avviato dei piani mirati di prevenzione nei settori in cui abbiamo un indice infortunistico elevato come le metalmeccaniche, il legno, la logistica. Fondamentale è il coinvolgimento delle scuole. È nato a livello regionale, che ha avuto poi una ricaduta a livello locale, il sistema di riferimento Veneto per la salute e sicurezza, che ha come obiettivo proprio la promozione della cultura della salute e sicurezza a più livelli, col coinvolgimento degli insegnanti che a loro volta vanno a fare attività formative rivolte agli studenti e anche il sostegno di progetti didattici per incrementare proprio le competenze negli studenti sulla percezione dei rischi e sui comportamenti adeguati e sicuri.